Andiamo a Padova, dove si è tenuta oggi nella Basilica del Santo la cerimonia del 40° concorso premio della bontà Sant'Antonio di Padova. 12 bambini e ragazzi da tutta Italia premiati con delle somme di denaro destinate alle loro scuole di appartenenza. Ma a catalizzare l'attenzione è stata la storia di Aurora Maniero e ce la racconta Lucia Cappelletti. Un applauso commosso, ma soprattutto sincero per Aurora. È lei, veneziana di Fossò, paziente del reparto di oncoematologia pediatrica di Padova, la vincitrice del Premio della Bontà 2014, assegnato ogni anno dall'Arciconfraternita di Sant'Antonio di Padova. Abbracciata alla mamma nel chiostro della Basilica del Santo, la piccola racconta con l'ingenuità dei suoi 5 anni il gesto di altruismo che l'ha vista protagonista. Cosa hai donato agli altri bambini? Il mio salvadanaio. Per fare cosa? Per curare gli altri bambini? Sì. Sei contenta? Sì. Poche decine di euro, i soldi ricevuti per il suo compleanno, che Aurora insieme ai genitori ha voluto donare a Team for Children, l'associazione che assiste i bambini malati di leucemia e le loro famiglie. Ma sono stati 11 giovani vincitori della 40ª edizione del concorso Premio della Bontà, primi classificati tra oltre 1700 partecipanti nelle categorie narrativa, disegno e multimediale. Visto che Papa Francesco parla sempre della sua nonna, ho parlato anch'io della mia nonna che soffriva di tumore e ho detto che piano piano Dio l'ha guarita. Abbiamo puntato su un qualcosa che ci toccasse direttamente, come il lavoro e il fatto che molte persone che pregano, vanno in chiesa e seguono la fede vengano prese in giro. A premiarli Monsignor Giovanni Tonucci, nuovo delegato pontificio della Basilica del Santo. Fa tanto piacere vedere questo luogo così benedetto da secoli di grande bellezza artistica e nello stesso tempo da tanta bellezza spirituale. Per cui la vedo riflessa nel volto di quelli che vengono e mi fa piacere essere parte di questa, direi, grande spirituale avventura.